Buonasera a tutti, buonasera su Videolina in prima serata, bentornati a Dentro la Notizia. Stasera al tempo della crisi parliamo di autonomismo, di federalismo, di indipendentismo. Ha ancora senso parlare di tutto questo oggi che il governo Monti taglia e taglia pesantemente sulle spese delle regioni, degli enti locali e persino su quelle delle regioni a statuto speciale. Bustiano Cumpostu, leader di Sardegna Nazione, storico leader indipendentista. Ecco, se ci dovessero togliere la specialità, sarebbe un vantaggio per le vostre battaglie o siete pronti a alzare immediatamente le barricate? Gliela togliamo noi all'Italia la specialità. Gli diciamo che quel contratto del 1848 non ci serve più. Cioè quello della fusione perfetta noi la sciogliamo perché quello era stato un atto bilaterale, era stato accettato dallo Stato, lo sciogliamo e li lasciamo andare da soli. Perché alla fine Chico stava dicendo sanità, ma noi stiamo spendendo 3 miliardi e 300 milioni. Ce la stiamo pagando noi, insomma. Cioè noi siamo uno Stato. Noi siamo uno Stato perché non c'è altra regione nello Stato italiano che si paghi la sanità come se la pagano i sardi. Cioè vuol dire, se ci paghiamo la sanità e altri 240 milioni sono trasporti interni a nostro carico, noi siamo uno Stato. Cosa ce ne facciamo dell'Italia? Cioè se l'Italia davvero ci desse ciò che ci spetta, noi potremo tranquillamente camminare con le nostre gambe verso l'Europa, perché ormai l'Italia non c'è più. Cioè per noi è soltanto una gabbia che ci tiene nascosti all'interno del suo portabagagli, non siamo manco la ruota di scorta. Cioè siamo proprio impossibilitati di esistere. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, fra 3 minuti siamo qua. Eccoci qua, siamo tornati in studio per il secondo blocco Dentro la Notizia. Qua si discuteva animatamente anche durante la pubblicità, significa insomma che gli argomenti, che il clima era già sufficientemente caldo. Bustiano Cumpostu, abbiamo parlato di continuità territoriale, abbiamo sentito adesso le interviste che Matteo Vercelli ha raccolto tra la gente per quel che riguarda i sentimenti indipendentisti, autonomisti, oppure qualcuno insomma che è ancora legato all'esperienza italiana, alla fratellanza col resto delle regioni d'Italia. Ecco, sulla questione continuità territoriale e in generale sulla questione trasporti, isolamento, insularità, la vostra posizione è sempre stata molto avanzata, tra virgolette, insomma. Come abbiamo sentito, anche la continuità territoriale è a nostro carico, e quindi, come stavo dicendo prima, siamo probabilmente gli unici all'interno dello Stato italiano che hanno a carico tanti oneri come ce li ha la Sardegna. E qui vorrei correggere un verbo che è stato usato dall'onorevole Chico Porcu, cioè dai fondi che ci ha trasferito lo Stato. Io lo correggerei, che ci ha restituito lo Stato, perché quelle sono nostre tasse, che non ci ha restituito manco in minima parte rispetto a quello che... Lasciamo perdere il pregresso che dovrebbe assommare a quasi 10 miliardi di euro che quelli non riusciranno mai a pagare. Per il momento ne hanno promesso 1 miliardo e 8. 500 milioni di IVA ce le restituiranno in rate da 25 milioni. Modiche rate si dice. Senza interessi. Come che quando viene Equitalia a portare la cartella, quella sia senza interessi e senza more. Cioè non c'è un'Equitalia per lo Stato che metta delle more e degli interessi su quei 500 milioni che ci restituirà in 20 rate. Non è possibile che funzioni così, in quanto sempre alla continuità territoriale e ai trasporti. È chiaro che se noi viviamo in regime di monopolio, permettiamo ancora che si formino dei monopoli, perché gli enti antitrust sono dello Stato, che quindi vanno a vedere se ci sono dei monopoli che si creano all'interno dello Stato. Ma noi qui dentro siamo all'interno di monopoli nella nostra collettività. Da una parte abbiamo il monopolio energetico fatto da Terna e On, e dall'altra parte abbiamo il monopolio dei trasporti marittimi fatto dalla Tirrenia, dalla Cina adesso, eccetera, eccetera, che tutti i porti sono praticamente in regime di monopolio. Questo dipende proprio dal fatto che noi non abbiamo la possibilità di decidere sulle cose importanti. Possiamo decidere così. Ma se lei fosse al governo, questa questione della continuità territoriale aerea e marittima, come l'avrebbe risolta? Ma la prima cosa che farei io, applicherei d'ufficio e con prepotenza l'articolo 9.
Poi sarà lo Stato a farci... Cosa dice questo articolo 9? L'articolo 9 dice che noi possiamo delegare allo Stato l'esazione dei tributi propri. Non lo so, adesso c'è una differenza tra tributi propri e propri tributi, non ce ne frega niente. Noi apriamo l'Agenzia delle Entrate e incassiamo tutti i 9 decimi dell'IVA, i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRES, li incassiamo noi di prepotenza. Bene. Poi sia lo Stato, sì che è così. Bene, no. Poi sia lo Stato a farci causa. A farci causa, ci farà causa, benissimo, noi apriremo un'avvertenza con lo Stato, dove andrà a finire l'avvertenza. Saranno loro per una volta a denunciarci e non noi. Certo, saranno loro a farci avvertenza. Nel corso del proseguimento. No, però mi era venuta rispetto al sondaggio una domanda da fare a Bustiano Cumposto, anche perché lui poi è un teorico del referendum, insomma il referendum l'ultimo, quello sul divieto di mettere centrali nucleari sul territorio sardo, lo ha visto combattere in prima fila. Ecco, quale sistema si può trovare per coinvolgere sempre di più i cittadini e per tener conto di questi segnali che arrivano dai cittadini attraverso il sistema referendario o anche attraverso questi sondaggi? Qual è la situazione? Bisogna prendere atto che siamo nel disastro. Questo disastro chi l'ha causato? Chi ha governato fino ad oggi? Alternativamente hanno governato, oggi però siamo nel disastro. Dal disastro nasce un'emergenza, dall'emergenza nasce il restituire la delega ai sardi. Forme per restituire la delega ai sardi sono quella del referendum, che l'abbiamo praticato in varie occasioni, sia per le scorie che venivano lavorate, 300.000 tonnellate, facendo finta di essere materie prime, i cosiddetti fumi di acciaieria, sia sulla Maddalena, sia quella sul nucleare. Questa è una forma. L'altra forma è quella di dire a chi ha governato fino ad oggi, a chi ha fatto questa politica, andate a casa, passate la mano. Questo chiederà la consulta rivoluzionaria. Farà una manifestazione a Cagliari chiedendo a quelli che stanno dentro il palazzo del governo di passare la mano, perché hanno governato la sudditanza. Adesso abbiamo bisogno di ribaltare il rapporto. S-I, invece che essere I a dettare i termini ad S, sarà S a dettare i termini ad I. Sono fuori con la pubblicità, ancora una volta linea alla regia, torniamo fra un piccolo spazio. Perfetto. Bustiano. Ma intanto che questa unione degli indipendentisti abbiamo visto che è un falso problema, perché abbiamo presentato liste unitarie a Cagliari e ad Olbia e non siamo stati premiati e c'erano tutti i partiti indipendentisti. Quindi probabilmente il problema non sta lì. Il problema sta nel fatto che da credibili come siamo diventati dobbiamo fare il salto e passare a delegabili. Tutto lì il problema. Cioè, questa sfida storica adesso abbiamo, cioè come facciamo ad essere delegabili? La prima cosa da fare intanto è cercare di aprire le gabbie, anche le gabbie dei partiti italiani, perché all'interno di quei partiti ci sono molti che sposerebbero una causa seria di sovranità, diciamo così. Ecco, la sfida che è quella di creare le condizioni. Noi su questo ci stiamo muovendo. Ecco, perché siamo all'interno oggi di questa consulta rivoluzionaria? Perché lì all'interno le gabbie sono aperte, cioè la gente partecipa in quanto tale, non in quanto appartenente a Sardegna Nazionale, al PD, eccetera, eccetera. La gente sta lì, partecipa, aderisce alla consulta, dice la sua e se ne va e si siede. Cioè un laboratorio sociale che si è messo in moto. Da questa riflessione di Ivan Paone ripartiremo nelle prossime settimane con Dentro la Notizia, cercando di spiegarvi o di accompagnarvi nell'approfondimento di argomenti che possano essere vicini al vostro quotidiano, al quotidiano di tutti noi. Speriamo di avervi fatto compagnia, di avervi dato più informazioni, di avervi fatto conoscere un mondo che è già conosciuto ma che nei prossimi mesi, nei prossimi anni si proporrà per governare la Sardegna. Grazie ancora, ci salutiamo come sigla di chiusura con una vignetta.